Questa è la grandine caduta ieri sera e che oggi, nonostante la bella giornata e il sole caldo di mezzogiorno, era ancora presente tra Cisone e i laghi di Revine. Immagini che raccontano da sole cosa è accaduto ieri intorno alle 21, quando tutta l'Alta Marca è stata colpita quasi improvvisamente da una forte ondata di maltempo. Tanta la grandine caduta su tutto il territorio del Prosecco, nonostante l'ampio cannoneggiamento antigrandine messo in atto tra i filari. Per oltre mezz'ora una pioggia fitta di chicchi non grossi ma davvero copiosi hanno provocato questi danni ai vigneti. Germogli strappati, foglie perforate, rami spezzati. Qui siamo a Guia di Valdobbiadene e quello che si è fermato su questa griglia è quasi tutto materiale strappato da queste vigne. È entrata nella zona bassa Bigolino Vidor, ha passato la parte bassa del Cartizze e poi è arrivata fino qui a Guia per andare poi verso Miane e Folline. Tra le zone maggiormente colpite, oltre a Guia, Campea, il Colle e il Madean, ma anche le zone verso Vittorio Veneto come il Felettano, Follina, Cison, Revine, risultato di una perturbazione arrivata dal Bassanese che prima ha colpito l'Asolano con danni ai vitigni della Bianchetta per poi scatenarsi anche sulla zona del Cartizze superiore di San Pietro di Barbozza e del Foglio. E da questa mattina è stato un via vai continuo dei coltivatori, contrattori e irroratori per salvare il salvabile, mentre il governatore Zaia firmava lo stato di emergenza per danni da grandinata, mandando sul territorio i tecnici della VEPA per una prima verifica dei danni. Adesso state facendo naturalmente trattamenti con rame, trattamento biologico? Sì, per salvare le gemme che sono rimaste. Una grandinata arrivata in piena germogliazione, quindi a questo punto si spera nella reazione delle vigne. In questi casi alghe e concimi fogliari per coprire la cicatrice della ferita provocata dalla grandine. E i prossimi giorni rimane ancora uno dei buoni trattamenti, in questi casi rame e zolfo. Tutti su disciplinare biologico, sottolineano i produttori, che sperano così di stimolare nuove gemme per recuperare quelle spezzate dai chicchi. Coltivatori che sulla quantificazione dei danni al momento non si sbilanciano. Danni, sapete, la grandine va a fasce e a macchie. Quindi un danno reale non lo possiamo dire, so che in questi giorni i tecnici della regione usciranno e anche i vari periti a stimare il danno. Poi dall'esperienza nostra da viticoltore assicuriamo che verso settembre capiamo in realtà quanto è stato realmente il danno. Si va da un 5-10% di gemme perdute nelle zone a margine della grandinata, fino a un 40-50% di danni per pianta nelle località maggiormente colpite. Questo poi influirà anche sul valore del prosecco della prossima stagione. Ha preso un'area ancora piccola, quindi grande influenza non ne abbiamo. Diciamo che la qualità rimane nella zona storica del Conegliano Valdobbiadene di OCG e speriamo che questa sia la prima e anche l'ultima per questa stagione.